Chiusura in vista per il C-Club di Mogliano Veneto e questa volta non per 3 soli giorni come era accaduto qualche settimana fa, bensì per sempre. Troppe irregolarità, la questura ha proposto al comune di disporre la serrata in via definitiva del locale di via Zermanesa. La struttura è situata nel parco di Villa Condulmer ma non ha niente a che vedere con l'attiguo Club Ippico Condulmer. Estraneo dunque pure al provvedimento che il sindaco Giovanni Azzolini si appresta a emettere. Io farò quello che il questore ritiene più opportuno fare. Al bar era stata imposta una sospensione temporanea della licenza dopo alcuni fatti che avevano visto coinvolti dei giovani clienti. Un 17enne e un 19enne erano stati sorpresi dalla polizia a prendere anfetamina e in precedenza un altro minorenne era finito in coma dopo aver assunto ecstasy. A margine di quegli episodi erano scattati accertamenti che hanno portato gli agenti a contestare al locale, sulla carta un club privato, l'organizzazione di eventi di carattere commerciale che attirano centinaia di giovani, di cui le sanzioni per 5.000 euro, ma anche la linea dura del municipio. Per la droga e per i rave non c'è alcun metro quadrato a Mogliano. Per musica creativa, artistica, certo, purché non si sia uso di sostanze stupefacenti.